Trio e Bono Jet. Io penso che Bono Jet sia più scattista di Benny Trio, ma Benny Trio naturalmente è all'1 e corre senza ferri. Staremo a vedere. Seconda corsa, confronto per cavalli di 3 anni, solo 5 al via, ritirati infatti Beccaccia Jet con lo stesso schieramento, 1 Benny Trio, 2 Blumenindal, 3 Bono Jet, 4 Bella May Sun, 5 Basta che sia Jet. Favore in chiusura per Benny Trio, numero 1 Marco Stefani, alternativa principale Bono Jet, poi Bella May Sun. Fasi di lancio che saranno probabilmente importanti. In avvio c'è l'errore di Bella May Sun e si avvantaggia subito Bono Jet, che in breve va a condurre, mentre all'interno Benny Trio cerca di contenere Blumenindal. Sulla piegata rientra Benny Trio e rimane in seconda posizione, mentre Blumenindal non trova posto. 200 molto svelti in 14,3 per il leader Bono Jet, VP dell'Annunziata, deciso. Ora però Benny Trio si rifà sotto e va a riprendere la scia del battistrada. Bono Jet e Benny Trio, i due più attesi, quindi in prima e seconda posizione, anche se in posizioni invertite rispetto al pronostico. In terza posizione c'è Basta che sia Jet, all'esterno Blumenindal che non ha trovato posizione, poi Bella May Sun che si è ricongiunta dopo il breve svarione iniziale, 600 intanto in 45,6, con leader sempre Bono Jet, seconda posizione per Benny Trio, all'esterno è sempre Blumenindal, poi terza posizione lungo la corda per Basta che sia Jet, che precede Bella May Sun. 1 minuto e 3 decimi il passaggio agli 800, con Bono Jet che controlla la situazione, Blumenindal comunque sempre generosamente all'esterno e Benny Trio che aspetta gli eventi naturalmente lungo la corda. Basta che sia Jet, accenna a spostare all'esterno a sua volta, lasciando più indietro Bella May Sun. Attacco deciso ora di Blumenindal a 400 dalla conclusione, va su Bono Jet che tenta la difesa. I due le prese a metà dell'ultima curva, con Benny Trio che ha spostato, infilato da Basta che sia Jet. Retta d'arrivo con in vantaggio Bono Jet, c'è a centropista lo scatto di Benny Trio, Bono Jet in vantaggio a pochi metri dal palo. Bono Jet sul traguardo si difende ancora da Blumenindal, mentre per il terzo dovrebbe essere Benny Trio, 1,14,5, 29,7 a chiudere ma 28,9 di là. VP dell'Annunziata la porta a casa, seppure con un po' di sofferenza finale, vedete richiesto nelle battute conclusive. Bono Jet che raddoppia così il successo dell'ultima uscita. Blumenindal corre ancora alla grande, tutta strada scoperta all'esterno, ed è il quinto secondo posto consecutivo per Blumenindal, mentre al terzo finisce Benny Trio che piega Basta che sia Jet.